dallo stadio di Jesolo Armando Picchi, 28esima giornata di campionato prima categoria girone H, di fronte lo Jesolo all'Altobello Aleardi Barche. L'Altobello Aleardi Barche schiera Salvini, Bolgan, Bacci, Quinte, Padoan, Guerra, Pagnin, Toniolo, Cassina, Casarotto, Bettini. A disposizione di mister Alfeo Balliera, Lazzaris, Bagagliolo, Bettineschi, Buzzo, Vairo, Laterra, Fassino, Di Fazio, Pitteri. Risponde lo Jesolo che schiera Andretta, Anric, Bastianutto, Bonotto, Sirbu, Polo, Rizzo, Carpenedo, Biscalchin, Di Marzo, Arapai. A disposizione di mister Paride Vianello, Paesani De Lazzari, Gini, Tedino, Busatto, Fioretti, Carli, Zorzetto. Dirigerà l'incontro il signor Riccardo Zambon della sezione di Portogruaro. È partita la gara della 28esima giornata, mancano solamente 3 gare alla fine del campionato e qua ci si gioca una buona fetta della salvezza di fronte allo Jesolo all'Altobello Aleardi Barche. A manovrare subito l'Altobello Aleardi Barche con il numero 10, Casarotto, conclusione alle stelle. Sul pallone Bastianutto fa una finta appoggio in profondità per l'attaccante jesolano, per Arapai va via la 3/4 campo, sguscia l'avversario, alla fine il tocco lo penalizza, sarà dunque rimessa dal fondo per l'Altobello. Casarotto apre per Bolgan in verticale, a servire il numero 7 Pagnin 1 contro 1, ancora Pagnin cerca ancora Casarotto, conclusione di Casarotto ancora dal limite dell'area e ancora un'altra volta pallone preso troppo sotto, pallone alle stelle, palla giocata ancora, palla in profondità centralmente, interviene Pagnin, serve Cassina ancora per Casarotto porta palla, salta il suo avversario, lo aggira, Casarotto ancora dentro per Cassina sul destro, viene toccato, ancora in possesso Altobello, sull'esterno Pagnin 1 contro 1, rientra sul singolo Pagnin, conclusione di Pagnin, interessante la conclusione, non prende il giro giusto ma buona iniziativa del numero 7 dell'Altobello, salta il suo uomo, calcia col sinistro, lo prende troppo pieno il pallone, non dà il giro giusto, non impensierisce Andretta, ma comunque l'Altobello è già la sua terza conclusione. Si guarda attorno un giocatore dell'Altobello, alla fine sceglie gli avanti, non ci arriva nessuno, pallone già in possesso dello Jesolo, smista ancora una volta il pallone Polo per Anric, centralmente per Arapai, pallone in profondità, recuperato immediatamente dall'Altobello, il capitano Casarotto che innesca ancora Pagnin ancora 1 contro 1, ancora Pagnin sul destro, palla rasoterra, intercettata da Polo, sempre molto pericoloso il numero 7 dell'Altobello, dalla bandierina Bacci. Movimento in aria, Bacci col sinistro, secondo palo, lunga, a intervenire su Pagnin che ha cambiato fronte di gioco, Pagnin la rimette in mezzo, sempre dalle parti di Bacci, controlla Bacci, calcia in porta Bacci, ancora Pagnin sull'altro fronte, anticipato dal bravo Arapai, fa ripartire lo Jesolo, lo stesso Arapai in movimento, palla in verticale, avanza lo Jesolo sul settore di destra, ancora lo Jesolo, sovrapposizione, viene servito all'esterno destro, cerca l'inserimento, però viene toccato da un giocatore dell'Altobello, sarà dunque calcio d'angolo. I giocatori dello Jesolo molto distanti dall'area di rigore saranno tutti pronti a entrare in area al momento del calcio che arriva sul dischetto di rigore, c'è un tocco, vediamo, e c'è calcio di rigore per lo Jesolo, l'altro era ben appostato dietro i giocatori, deve aver visto una trattenuta su un giocatore jesolano, da qui non abbiamo visto benissimo quale sia il giocatore, comunque grazie alla moviola del nostro operatore Roberto Lena, questa sera su Arizona TV avremo immagini molto chiare. Comunque fatto importante, 11° rigore per lo Jesolo sulla battuta, non vediamo ancora chi è il giocatore che andrà a incaricarsi del tiro.
dovrebbe essere il numero 10, rincorsa di Di Marzo, bravi passi, finta, calcia, il pallone viene parato inizialmente da Salvini, ma alla fine c'è il gol. Lo Jesolo in vantaggio al 12° minuto con il gol di Di Marzo. Si riparte a giocare, quindi 13° minuto, in vantaggio lo Jesolo contro l'Altobello, partita in salita per l'Altobello che era qui a Jesolo con l'intento di portare a casa punti importanti per la salvezza. Ora si trova veramente in difficoltà, pallone alto per Bolgan. Bolgan non lo gestisce bene, pallone direttamente in rimessa laterale. Sul pallone il capitano Bastianutto. Pallone in profondità, lancio lungo, intercettato dalla difesa dell'Altobello, la recupera il capitano Casarotto a tutto campo, centralmente, appoggio per Guerra, Guerra scivola, attenzione, ripartenza dello Jesolo con Biscalchin, viene chiuso da un ottimo intervento di Salvini in extremis, grossissima occasione per lo Jesolo sprecata dal numero 9. Torneremo poi a commentare questa azione pericolosissima dello Jesolo. Già sull'altro punto con Cassina smista all'esterno destro Bolgan sale, porta avanti il pallone al centrocampo, cerca di superare il suo avversario, stavolta è bravo il centrocampista jesolano Carpenedo a non farsi superare, mette il corpo, lascia che il pallone sfili in rimessa laterale, fa suo. Tanto qualche problema per il portiere dell'Altobello che ha dovuto intervenire in presa bassa. Altra rimessa con le mani, un attimo di stallo in questo momento, 20° sul cronometro, ricordo del parziale, Jesolo 1, Altobello 0, palla centralmente, bel controllo a parte di Pagnin ancora, 2 conclusioni di Pagnin, altra conclusione dello stesso Pagnin, rimpallata dalla difesa dello Jesolo, un po' fortunata in questa circostanza perché 2 conclusioni del numero 7 Pagnin sono finite addosso ai giocatori jesolani. Prende una buona rincorsa, infatti così Bolgan direttamente in area di rigore, pallone conclusione da parte del numero 9 Cassina che reclama un tocco di mano, un giocatore dello Jesolo. Altra occasione, altro episodio dubbio questa sera su Arizona TV, vedremo questa immagine, timido a protesta da parte di Cassina, conclusione, attenzione, palo colpito da Cassina sull'uscita di Andretta. Cassina cerca di chiudere sul primo palo, conclusione, palo interno che passa tutta l'area di rigore, nessun giocatore dell'Altobello interviene. Altra occasionissima per gli ospiti e qui un po' di fortuna in casa jesolana. Con le mani Bastianutto direttamente da Bonotto, scambio 1-2 Arapai-Bonotto. Alla fine interviene Heinrich, conclusione debole, recuperata da Salvini che lancia immediatamente dalle parti di Pagnin, sempre bravo Pagnin a queste situazioni, lotta Cassina, entrata dura da parte di Toniolo, regolare per il direttore di gara sul pallone Quinte per Pagnin, ancora Pagnin, bravo Pagnin, salta un avversario, ancora Pagnin. Serve il capitano Casarotto, palla in profondità, sbaglia ancora le distanze il capitano, pallone tranquillamente presa di Andretta. Più di qualche giocatore in area, si creano le coppie, passaggio corto per Bettini che istituisce il pallone, palla messa dentro sul secondo palo, ci mette il pugno Andretta, allontana il pallone, Andretta è fuori dell'area, Andretta calcia in avanti, non benissimo Andretta, recuperata dal numero 10 Casarotto che cerca la conclusione di prima intenzione troppo alta, rischio preso da Andretta nel suo disimpegno, mette subito in movimento Di Marzo, in profondità, contrasto dentro il giocatore dello Jesolo, ancora il giocatore dello Jesolo in profondità, serve Biscalchin ridere sul destro, conclusione chiusa da Casarotto in scivolata. Ora riparte l'Altobello con Pagnin che però viene recuperato da Di Marzo larga per Rizzo in area, Rizzo, finta di Rizzo col sinistro, conclusione sul secondo palo,
non prende il giusto angolo, conclusione che si spegne sul fondo, iniziativa comunque interessante dello Jesolo. Partita vibrante in questi primi 33 minuti di gioco dallo stadio Picchi di Jesolo. Sul primo palo Casalotto, anticipo di Bastianutto che allontana il pericolo, la recupera Biscalchin che serve Rizzo allarga a destra per Di Marzo, ancora per Rizzo rincorre il pallone, deve uscire però dall'area, si gira Rizzo, ora ancora uno contro uno, bella finta di Rizzo che entra in aria, però lo stesso vale per Bolgan che lo recupera e mette il pallone in rimessa laterale. Ancora in avanti interviene Toniolo che prolunga il pallone per Cassina, ancora Toniolo, lo stesso Cassina, tocco di Arapai di tacco, tiene in campo il pallone, comunque recuperato la difesa dell'Altobello, appoggio di Quinte per il capitano Casarotto che chiama in avanti Bolgan, questa volta una bella uscita di Bastianutto che anticipa l'avversario, mette in movimento Rizzo rientra sul destro, Rizzo sul taglio di Biscalchin la chiude malamente con 3 tocchi, lo Jesolo è arrivato alla conclusione, bell'anticipo da parte di Bastianutto serve in profondità Rizzo salta il suo avversario, serve un cioccolatino per Biscalchin che però nel tagliare il pallone angola troppo, la palla termina fuori, altro contropiede velenoso da parte dello Jesolo, due squadre che stanno affrontando a viso aperto in questi minuti. Conclusione ancora una volta da parte di Cassina che prova ancora una volta a incocciare su un avversario, la recupera Casarotto, allarga per Pagnin, sempre Pagnin elegante del controllo, cerca il pallone a rimorchio sempre per lo stesso capitano, gioco a 2 in aria, alla fine conclusione da parte di Bacci, alta, scusate la conclusione di Quinte, interviene da parte di Casarotto che recupera il pallone per l'Altobello, ancora Casarotto in mezzo a 2 avversari, fa una Veronica, appoggia centralmente per Toniolo serve Bettini centralmente per Quinte che fa quello stesso Bettini, entra in aria, conclusione sul primo palo da parte di Bettini ed è bravo il portiere Andretta che si distende sul proprio palo mettendo il pallone in calcio d'angolo, altra ripartenza feroce dell'Altobello. Intanto si sono un po' presi a malparole i 2 allenatori, c'è tensione anche in panchina tra mister Paride Vianello e mister Alfeo Balliera, entrambi sanno quanto vale questa partita. Intanto il direttore di gara dopo 1 minuto di recupero fischia la fine delle ostilità, finisce il primo tempo qui dal Armando Picchi di Jesolo, risultato parziale Jesolo 1, Altobello Aleardi Barche 0. Partito il secondo tempo qui dallo stadio Picchi di Jesolo, a manovrare sono i padroni di casa, scambio tra i 2 centrali tra Padoan e Guerra serve Bacci dentro per Toniolo in possesso, Toniolo serve Cassina, il pallone lì ancora giocabile, bravo e lesto Andretta a capire dove sarebbe arrivato il pallone, si tuffa in avanti e lo stradica dai piedi di Cassina. Lancio dello stesso Andretta per lo stesso Rizzo, ora si va dalle parti di Arapai sulla sinistra, Arapai rientra sul destro, ancora Arapai si accentra, ancora Arapai, conclusione di Arapai in 2 tempi Salvini. Erano lì sia Rizzo che Biscalchin nell'eventuale errore del portiere dell'Altobello, lancio lunghissimo di Salvini, interviene Sirbu, ora Andretta di testa, il pallone ancora dentro, possesso per Bettini cerca la conclusione da distanza, troppo alta la sua conclusione. Bolgan serve Cassina riappoggia Bolgan, pallone dentro e questo è un gran gol da parte di Alessio Pitteri su questa palla dentro l'area. Pitteri si getta sul primo palo, la tocca quanto basta per la deviazione e mettere fuori causa Andretta. Al 16° pareggio dell'Altobello
con Bettini, con Pitteri. Si riapre dunque la partita allo stadio Picchi, 1-1 al 61esimo. Gran bel gol da parte di Pitteri, di pura giustezza, il suo tocco di testa a toccare quanto basta e mettere fuori causa Andretta. Il pallone in area di rigore, interviene senza difficoltà Andretta. Movimento da parte di Toniolo, vediamo Bacci cosa farà, altro contromovimento, stesso Pitteri, pallone dentro e qua c'è il gol di Pitteri, raddoppio di Pitteri sull'invito a nozze di Bagagiolo, rimessa laterale, Bagagiolo la gira di prima intenzione, difesa immobile dello Jesolo e Pitteri appostato sul secondo palo realizza il gol del 2-1, la gira l'Altobello alle Ardi Barche. Si riprende a giocare con lo Jesolo un po' in difficoltà in questa seconda parte della gara. Entrata dura da parte di Rizzo, punizione a favore dell'Altobello. Un paio di minuti avanti si va a servire Bagagiolo, restituisce il pallone. Entrata molto dura. Qua c'è il cartellino giallo, ma ha rischiato tantissimo Tedino perché è stata un'entrata molto dura, è andato direttamente sull'uomo, poteva starci anche il cartellino rosso dal mio punto di vista. Ricordo Giovanni Tedino, classe 2004, figlio di Bruno Tedino, allenatore professionista, tra le squadre allenate anche il Palermo. Interviene Polo, c'è però una spinta su Tedino, punizione a favore dello Jesolo, già battuta con Arapai sulla sinistra, va 1 contro Bolgan, cerca di saltarlo, pallone morbido dentro sul secondo palo dove interviene Bonotto la mette a rimorchio, non c'è nessun compagno, la recupera Casarotto che cerca la ripartenza in avanti, interviene il capitano Bastianutto, era un 2 contro 2 pericolosissimo, centralmente ancora Tedino, sventaglia a sinistra, Bolgan allontana, interviene comunque Arapai, Tedino, viene steso Tedino, lascia correre per un secondo il diritto di gara, poi ritorna indietro, fischia fallo e ammonisce Pitteri. Va a spingere Polo, prendere per la posizione Pitteri, pallone per lo stesso Pitteri, viene reso ancora a Vairo, Pitteri ancora, Pitteri dentro, pallone morbido sul primo palo, se lo allunga un po' troppo Cassina, era un'altra buona occasione sul pallone Andretta, lancio in profondità di Andretta, dove c'è Casarotto a aspettare il pallone, lo prende Casarotto, il pallone da parte di Pagnin, questa non benissimo Pagnin, lo perde, ripartenza con Arapai che salta poi gli avversari, Arapai serve Gini che è stato defilato sulla destra, ancora Gini cerca di rientrare, 1-2 con Gini perde il pallone contro Casarotto, pallone in avanti, fuori dalla propria area Andretta, allontana il pericolo, il pallone esce. Con le mani l'Altobello cerca, prolunga Vairo per lo stesso Pitteri, ancora Pitteri, pericolo su Pitteri, ancora Pitteri, serve centralmente, conclusione a fil di palo e c'è il 3-1 dell'Altobello con il numero 16 Vairo, 3-1 al 40esimo, la mette in sicurezza l'Altobello, 3 gol nella ripresa e il mattatore della partita è ancora Pitteri, questa volta fa un assist meraviglioso, serve, recupera il pallone, se ne impossessa, aspetta il tempo di inserimento da parte di Vairo, gli serve un pallone perfetto, Vairo deve solo depositarlo in rete. Vediamo, mancano 4 minuti alla fine della partita, lo Jesolo nella seconda parte dell'incontro non è praticamente entrato in campo. Bonotto dentro, Bonotto troppo, qua è un segnale, rimessa con le mani per lo stesso Gini, appoggia centralmente per Bonotto, conclusione di Bonotto, intervento plastico da parte di Salvini con i pugni, mette in calcio d'angolo. 49esimo della ripresa, manca un solo giro di lancette, anzi 2,
minuti per la precisione. Corner corto per Bonotto, Bonotto rientra ancora, pallone messo dentro, allontanato dalla difesa dell'Altobello, interviene però Vairo va in profondità, Vairo cerca di saltare il proprio avversario, c'è però il raddoppio di marcatura di Heinrich con Tedino, disimpegnano, si accentra Heinrich, perde il pallone, lo recupera comunque dietro Sirbu e proprio in questo momento c'è il fischio finale della partita. Termina dallo stadio Picchi di Jesolo, Jesolo 1, Altobello Aleardi Barche 3. Dallo stadio Picchi di Jesolo, finale, Jesolo 1, Altobello Aleardi Barche 3. L'Aleardi Barche ha meritato un secondo tempo decisamente più aggressivo, più voglioso, uno Jesolo che nel primo tempo ha tolto il vantaggio ma si è perso nella ripresa, sarà dura lotta per i play out.